Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Nell'episodio precedente abbiamo fatto un bel po' di missioni, abbiamo conosciuto il nostro Benito, abbiamo fatto un paio di avamposti, abbiamo bruciato il mondo, perché bruceranno tutti, cazzo. E adesso siamo nell'avamposto che abbiamo conquistato nell'ultimo episodio e io direi di tornare al campo di Clara e iniziare a fare la missione finale per uscire dall'isola, perché sappiamo che intorno a quest'isola, proprio in questo punto, c'è un blocco navale che non permette a noi Yarani, almeno così in teoria dovremmo chiamarsi, di uscire dall'isola, perché giustamente noi di qui non possiamo andare, di qui fare il giro largo, è un caso, solo da qui puoi uscire, quindi non possiamo, basta, dai, facciamo la missione. Io direi che l'unico modo che abbiamo di viaggiare velocemente è fare una cazzo di macchina, anzi sono un coglione, perdonatemi un attimo, perché mi è stato detto che esistono i viaggi rapidi, no? Quindi se io faccio così dovrei arrivare sicuramente prima. Ok, siamo qui nell'avamposto, filmatino tattico già. Regola numero 73. La rivoluzione non è vinta da chi non teme, ma da chi viene temuto, hai capito? Da stare muto. You want us to take down Anton's ships? We're goddamn fishermen. Then leave us to die again, compay. The fuck are you doing? Try it. It's fun. What's the plan, Heffa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes, Well, it's working. you've got 20 minutes until Anton's forces come. So you better start running. Go. I said run! Rules of the guerrilla. Juan Cortez. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns, today. Because today I'm going to put a hole through Castillo's warships! I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing. I will be feared. Viva Libertad. Bella sta scena, raga, Viva libertà. Dai, viva libertà. Viva libertad. Viva la figa. Let's go home, guerrillas. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. Bello. Bella questa scena, raga. L'ascesa di Libertad, missione iniziata. Mamma mia, sta scena è stata proprio bella, motivazionale. Vedi, ha paura anche lei, però non dobbiamo mollare. Cioè, in breve era questo. Allora, mi chiamano. Guarda, po', roba dei coglioni. You get that chopper up and running? See, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around Castillo's warships. Ma l'ho distrutto. Already took it out. Appunto. Well, Danny, you are starting to sound like a real L'ho fatto in vostra assenza. Bello che cambiano pure i dialoghi in quel caso. Sì, perché in vostra assenza ho fatto... Vi faccio vedere. Come vedete è tutta esplorata la mappa. Ho fatto tutto. Questa era la contraerea, mi pare, nei dintorni da questa parte. Dobbiamo andare qui, raga. Quindi ci serve un bel veicolozzo per poter raggiungere in fretta il posto. Il veicolo, il cavallo è uguale. Tra l'altro ho trovato un bel po' di armi, tra cui questo qui che è un'arma unica del FAL. Però sicuramente è buildato meglio, insomma, qualche accessorio, qualche cosa. Poi abbiamo trovato come missione, come secondaria la Scorpion. Vedete, una mitraglietta secondaria. E poi per il resto risorse. Porca puttana, l'ho fredda. Signora! Cazzo, ma io sono un coglione, raga. Mi sono dimenticato che io ho l'auto. Ah, Corpon de corn. E come vi avevo promesso nell'episodio precedente, fredderemo tutti quelli che mi portano la macchina, perché la macchina è solo mia. Vamo! Tra l'altro attualmente, ragazzoli, siamo messi così, vi faccio vedere.
Questa è la nostra attrezzatura attualmente. Abbiamo tutto il set completo di parkour, perché io esplorando ho trovato tutto il set completo che migliora tutta l'agilità, insomma velocità nel correre e tutto il resto. Quindi per l'esplorazione mi è tornato molto comodo. Magari adesso che stiamo andando a fare una missione un pochino più pesante possiamo aumentare, vedi, la resistenza da munizioni perforanti. Mettiamo il gilet da rivoltoso, che già... Porca puttana, ho sbagliato tasto, madonna. E qua l'ho presa in culo. Perdono, aia. Cioè veramente non ho parole. Cagare, va, presidente di sto gran cazzo. Dov'è quello? Dai, scendi. Oh, hai rotto il cazzo. Minchia se ti freddo, signora. Mi hanno freddato malissimo. Cioè mi hanno messo sotto. Attenzione, vedi. Thank me once we've blasted through Castillo's blockade. See you on the other side, Danny. Grande Clara, grande Clara. Comunque i personaggi, ragazzi, c'è poco da dire. Sono ben fatte. Hanno ognuno un suo carattere ben definito. Secondo me è fatto veramente bene. Clara, I'm close to Castillo's ships. Muy bien, Danny. You'll be boarding those ships as our assault element. Julio, where are you? I'm in the lighthouse, sitting pretty with an RPG and perfect line of sight to the ships. Want to hear your voice, Raisa? Top of the tower, round in the chamber, scope dialed in. Ok. Guarda giù, mamma mia, un grande. Take those ships and we punch a fucking hole straight to our island. Va bene. One shot at this, Libertad. See you on the other side. Perfetto. Facciamo... Oh, porca puttana. Julio. You want to use your camera to check out the defenses on those ships. Va bene. Look Allora, before you questo è il blocco navale, quindi. If Lita was with us now, she'd be smiling. And halfway to those ships. Abbiamo diversi nemici, comunque. Allarme. La posizione è buona, sicuramente. Però io proverei a fare le cose molto furtivamente, raga. Secondo me se le facciamo furtivamente ci evitiamo molti problemi. Aspetta che ce n'era uno qui. Perfetto. Ok, signori, questa è la missione importante. Julio, tu copri con lanciacazzi. Mi raccomando, eh. Vai. Dovrebbe esserci lì una scaletta. In teoria vedo cose. Sì, è una scaletta. Perfetto, chiudiamo il paracadute. Mamma mia, ha fatto veramente benissimo, raga, il mare. Cioè, guardate qua che grafica, raga. Guardate che dettaglio. Proprio figo, raga. Fatto veramente bene. Bene. Comunque, non facciamoci distrarre dall'oceano. Ma possiamo direttamente salire in cima. Mi sa che ho fatto una cazzata. Mi chiamano. I'm on board. This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. C'è la telecamera, dobbiamo stare molto attenti. Ok, proviamo a fare, raga, le cose furtive nella speranza di riuscire. Intanto qua abbiamo un allarme. Io disattiverei gli allarmi, tanto per cominciare. Nulla da segnalare. Ecco, quella telecamera lì potrebbe rompere i coglioni. Io non so se sparo la telecamera se si senta. Vedi? Ti sgamano. Ok. Non l'ha sentito nessuno. Godo. Perfetto. Disattiviamo il primo allarme. Proprio lentissimo a disattivare, tra l'altro. Ok, già siamo molto più tranquilli. Sali come artigliere, posso usarle. Piano. Perfetto, così, con calma. Lì ne abbiamo uno. Raul, come in. Raul, you copy? Stiamo molto attenti. Qua chiamano Raul, penso sia quello che abbiamo freddato. Guardalo lì. Un altro è lì. Mamma mia, sto freddando gente, ma qua c'è qualcuno ancora, eh. Non so dove, ma c'è qualcuno qui nei dintorni. No, guarda. Cioè, veramente, io non ho parole.
Prova a farmi tutto furtivo. Dai, vai a cagare, dai. Vabbè. Si spacca tutto. Fa cagare Starva. Qualsiasi punto di vista. Oddio, l'elicottero d'assalto. Mi supporta Libertad. Hai rotto il cazzo di scappare. Ok, con calma, con calma. Preso non so come con un'arma del genere. Il bordello, il panico più totale. Corriamo così. Siamo atletici, non abbiamo paura. Là, un colpo di macete negli occhi. Fa cagare pure st'arma. Abbiamo proprio armi. Mamma mia. Vabbè. Esplode tutto. Non ci sto capendo un cazzo. Mamma mia. Aia. Cagare. Panico più totale. Carica sto cazzo di coso. Oddio, c'ho 2 dita che sono andate a puttana. Questo brucia. È incendiario alla fine il fucile che abbiamo trovato. Troppo forte. Mamma mia, raga. Proprio potente sto fucile. -1. Stiamo freddando il mondo, raga. Stiamo freddando tutti. Oddio, questi elicotteri qui sono nemici, non sono alleati. Se riuscissimo a colpire il pilota. Te l'ho mai detto che ero un pro player? Vabbè, raga. Mamma mia. Però per quanto riguarda il gameplay, raga, che cosa ci vogliamo dire? Cosa possiamo dire su sto gioco? Ok. Non so che succede. Che succede? Continua così. Va bene, grazie. Oddio, ma ci sono le... Madonna. Aspetta un attimo. No, non posso più girarmi più di così. Cioè, questa barca qui potrebbe causare problemi. Ma è da questo lato. Dimmi che c'è una torretta da questo lato. Ok, devo arrampicarmi sulle gru. Ok, stai al passo. Non vi preoccupate, sono qui, sono qui. Che bella la canzone in sottofondo, raga. Ma vi giuro che ste robe di Far Cry 6 non le avevo mai... Porca puttana. Non le avevo mai apprezzate più di tanto, Che fail di merda. Dove potevo fare la roba? No, la voglio fare. Torniamo indietro. Tra l'altro, ora che ci penso, raga, non ho mai usato il supremo. Forse è il caso di usarlo, mi sa. Come funziona? Ma è OP. Aspetta, Julio, guarda che bello. Con il fumogeno di Libertà, raga, messo sull'elicottero. Ok, che si fa spottare come un bastardo, però è figo. Molto figa come scena. Ce la facciamo, ce la facciamo. Il salto della vita, raga. Non abbiamo paura noi. Dai, cagare, va. Niente, c'è litigato con i rampini sto personaggio. Stiamo molto attenti perché gli altri sono qui. Freddato male. Come si tiravano le granate? Non mi sto ricordando come si tirano le granate. Oh cazzo. Minchia il tenente. Questo toglie tanto. Aia. Andiamo di pompa, va. Vaffanculo. Colpo dall'alto. Ce ne sono altri lì. Così l'ho sicuramente preso, ma non gli ho fatto un cazzo, sono troppo distante. Vaffanculo. Ok, liberate le 2 navi, raga. Mamma mia. Che si fa adesso? Julio, dimmi qualcosa. Porca puttana. Oh. Clara, it's over. Let's get the fuck out of here. We couldn't have done it without you, Danny. We're not done yet. I'm going to hang back, set charges, and make sure those ships are blown to shit. Check in when you're done, Julio. Copy that. Mamma mia, raga, bellissimo. I'm on my way to pick you up. Ok, sta venendo a prendermi. Oh. Wow. Eccola, eccola. Guardala lì, la nostra Clara. Yes, Clara. Sì, arrivo, ti ho visto. Viva libertad, Danny.
Mamma mia. Guarda qua, questa è un po' una scena tipo Power Ranger con l'esplosione Hell dietro. of a fireworks show. Have to give you credit, Clara. You fucking did it. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo were going to work shit jobs until we could scrape up some money, open a body shop. If the Yankee blockade taught us anything, it's how to keep things running when you got nothing. That's the dream? Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay. If we're shitting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last 6 months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free election solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Will be civil war, factions, warlords, born-backed coups. Take your pick. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you. No. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. Mamma mia, raga. Bello, cazzo. Bienvenidos a mi casa. My favorite guerrillas. I missed my island. Tonight we celebrate. I'm sorry, Jefa. What's wrong? Julio never checked in. Minchia, Julio. Vabbè, stava un po' sui coglioni, però. Prigione Coronado e Speranza. Minchia, l'hanno preso. Libertad will kill you fucking Trujans! Traidores! Criminales! Puta. Mio, the difference between a true Yaren and a fake Yaren, it can be hard to see, but it's there. A true Yaren understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come mierda. Fake Yarens love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They can serve paradise. And if a dog refuses to break, like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Mamma mia, raga. You've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, Mio. I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I'm coming, Lita. Madonna, raga, che scena. Che... Then, enjoy the show. Porca puttana, raga, io non mi ricordavo, vi giuro, che Far Cry 6 era una roba così, ma veramente. Il doppiaggio non è in italiano, ok? L'avrei preferito io, però, raga, c'è da dire che quello originale è fatto da Dio. Proprio fatto bene. Guarda qui. Julio checked in. Proof of death. Join your friend Lita in a suite hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat.
It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave? Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best, Kiria. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. Ed è 2 volte che ci dicono questa cosa. 50-50. Personaggi fatti da Dio, fatti bene, con un bel carattere. Che dire. Arcipelago Zamok. Mamma mia, raga. Bellissima la scena di Julio lì, ma proprio non lo so. Fatto veramente bellissimo, raga. Presenza militare intensificata, sono state schierate. Adesso noi dove siamo? Allora, abbiamo lasciato quest'isola e siamo in questo arcipelago che è grado 1. Qua è tipo un po' la nostra base. Allora, diamo un'occhiata in giro prima di liberarci. Cioè, prima di... Ufficio spettacolare, prima di salutarci. Allora, leggi, lettera incompleta. Qui Juan Cortes e la sua, ormai sono il tuo più grande fan, non so davvero dove ti vengono certe idee. Una lama che tosa erbe, un dildo che... Vabbè, qua sempre di robe a livello di supremo, no? Che porca puttana. Ma fai un bordello, tu furtività, non ne conosci. Sì, adesso ci mettiamo al lavoro, Juan. Aspetta, fammi dare un'occhiata qua. Che qua abbiamo scorta. Adesso mi fai vedere, Che io non so come non mi sia proprio... Abbia giocato Far Cry 6. Forse perché l'ho giocato in coop, sai, non fai tanto caso alla storia quando giochi magari con amici. Sei più sul cazzeggio. Hai rotto i coglioni di spaccare tutto. Allora, dobbiamo andare qui noi. Allora, vuoi altri giocattoli? Recuperami dell'uranio. Ora Yariana nelle vicinanze. Quindi se io recupero del... Ah, hai capito. L'uranio impoverito serve per potenziare tutti i supremi. E le armi, fai da te. Noi abbiamo per esempio il lanciafiamme. Ma questo è un altro lanciafiamme praticamente. Wow, qua ci sono altri supremi. Vabbè, per adesso lasciamo tutto per com'è. Storia Yarana. Allora, io onestamente vorrei fare qualche cambiamento. Tipo fucili a pompa abbiamo noi questi 2, ma questo qui unico è veramente forte. Il cecchino è quello che tipo assalto, vedi abbiamo sto Fall che io l'ho preso pure quest'arma unica qui, ma che fa cagare, ha il laser in più, aumenta la velocità di ricarica, così va. Quello forte veramente è la nostra arma che usiamo qua per... Tra l'altro abbiamo preso pure il nuovo ciondolo, guarda che bello. Questa qui è già più decente. Il problema è che intanto hai colpi perforanti, che questi ci possono anche stare. Io se posso andrei a mettere un silenziatore migliore, vedete già possiamo. Riduce lievemente il rumore dell'arma. Surriscaldamento molto rapido. Questo invece è rapido. Ah, ma li abbiamo tutti tranne il compensatore. Minchia, surriscaldamento lento. Guarda questo qui. Questo è forte. Però ci fa un bordello di... Ci consuma un sacco di risorse. Beh, allora io per il momento metterei questo silenziatore qui. E se possibile un mirino su quest'arma farebbe molto comodo. È tipo un mirino del genere. Un red hot così. Potrebbe starci. Allora, posso parlare con lei per unirmi a Libertad. Allora, la nostra missione è di andare da questa persona qui. Dai, andiamoci, così vediamo cosa ci dice. Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers. Castillo is surprised. Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. I can leave anytime. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? Questa è tutta... Tutti i capitani, mi sa, di Yara. A Esperanza c'è Anton Castillo. Controlla tutta Yara. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, I need you to recruit 3 groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like Mickey Industries suck our resources dry. Minchia, questi sono proprio... si vede che su Tinten da faccia. The old legends of 67 can help us turn the tide.
They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Then we have Valle de Oro. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign, Maximus Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose, a slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. José But Castillo. the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Fili Barzaga, and he's their gatekeeper. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada. Comincerei dai Madrugada. The Montero's help, and we got Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic Fili. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. È molto semplice quello che dobbiamo fare. Quindi Yara è diviso in questi settori e in ogni settore, oltre ad esserci un boss, ci sono anche delle persone che noi dobbiamo reclutare a Libertad. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc., etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, jefa. Yeah. Che bello, raga. Fatto proprio bene. I'm not Clara's best guerrilla, you are. You're not listening. Translate, Juan. The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaran she left behind. She can shoot, bleed, drink with us all she wants. But she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor, from the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See. Do you want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, it's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Mamma mia, raga. Bello. Allora, signori, io direi che per questo episodio, dove siamo finalmente usciti da quell'isola, siamo riusciti a passare il blocco navale distruggendo le 2 navi e arrivati in quest'isola che sarebbe il nostro campo base, da dove poi pianificare tutti i vari attacchi contro Anton Castillo e tutta Yara. Abbiamo pure la barca. Signori, io per questo episodio vi saluto. Grazie, sono i gamberi, guardalo lì. Contenuti extra disponibili. What? Questo è un segno dal cielo. Finalmente possiamo togliere sta cazzo di arma di merda e mettere questo, che ha tutta l'aria di essere una K47. Ma come mai ce l'hanno dato? Colpi incendiari e mirino. Fammela vedere. Oddio. Ah, sì, ora si ragiona. Guarda pure che controllo che ha. Signori, nel prossimo episodio andremo avanti e partiremo quindi da questo lato. Quindi avete capito come funziona. La zona è divisa in 4 zone. Al centro ci sta Anton Castillo, ma noi prima di raggiungere lui dobbiamo distruggere i suoi ufficiali, che sono José, che è suo nipote, Maria Marquesa, questa qui, e i 2 bastardi qua sotto. E in ogni luogo dove andiamo ci sono anche delle persone da dover reclutare, come il Tigre, Talia e Paolo e Fili Barzaga. Io inizierò da Fili Barzaga, così uccidiamo il nipote e facciamo un duro colpo, secondo me, dato che è un membro della sua famiglia. Signori, io per questo episodio vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao belle mie, iscrivetevi mi raccomando, like tattico e commentino. Ciao belle mie.